Continua l'informazione su Telefriuli, ben ritrovati il contenitore, gli approfondimenti, a voi la linea, le notizie da tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Andiamo a Sauris. Dopo 80 giorni di chiusura per l'abbattimento di una vecchia galleria e la realizzazione di un ponte, è stata riaperta nel pomeriggio di ieri la strada che da un pezzo porta a Sauris. Sono stati 2 turisti i primi a percorrerla. Allora vediamo insieme il racconto di Daniele Paroni, che ha testimoniato anche il doppio taglio del nastro da parte dei sindaci di Sauris e Ampezzo, che alla fine poi si sono stretti la mano. Ecco, di fatto, cari telespettatori, da questo momento in poi i lavori praticamente sono terminati. Ingegnere Di Donè, ci siamo dopo tanto tempo, questa strada è stata rimessa a nuovo, messa in sicurezza? Sì, direi di sì, a tempi di record direi, perché in 80 giorni abbiamo ripristinato la viabilità, demolendo una galleria, ricostruendo un ponte e sostanzialmente concludendo i lavori, perché mancano dei lavori di finitura che entro settembre verranno ultimati, fermo restando che la strada rimarrà sempre aperta. Aperta sia per i veicoli leggeri che pesanti? Sì, non ha limitazione di portata, c'è solo un senso unico che vedete qui, che è un senso unico marcia a vista, cioè senza semaforo, per cui poco penalizzante. Allora, abbiamo visto questo bel gesto, i 2 tricolori, da una parte il comune di Ampezzo, dall'altra il comune di Sauris. Sindaco, questa è un'ottima notizia. Beh, è un'ottima notizia perché in un momento in cui credere alle istituzioni è un po' difficile per la comunità. Beh, quello che era stato promesso qualche mese fa, oggi lo vediamo realizzato e questo è merito della ditta, delle maestranze di Asfalti Cadore, dei direttori tecnici, degli ingegneri che qui hanno lavorato per 80-90 giorni, aiutati anche da una stagione diciamo ottima, però la promessa era di aprire il 10-11 agosto e oggi siamo qui proprio a sancire questa apertura per il collega Hermes Petris e per la sua comunità, che è importante questa viabilità. Una viabilità che non finisce oggi i lavori, perché è una viabilità purtroppo difficile e noi ci auguriamo che la politica, come da promesse regionali, mantenga quelle promesse, che sicuramente le mantiene, per far sì che i lavori proseguano anche nelle fasi successive. Sindaco Petris, 72 ore fa ci eravamo visti e di fatto aveva segnalato i problemi della vostra comunità che, ringraziando questa infrastruttura, con oggi forse si risolvono. Sì, diciamo oggi si riparte, finalmente oggi si riparte. Abbiamo passato 2 mesi e mezzo molto difficili, non solo per il calo turistico ma anche per tutti i cantieri bloccati a causa di questo cantiere, nel senso che alcune opere importanti non sono partite per via della difficoltà di trasporto dei materiali, eccetera, eccetera. Oggi è un momento importante, io devo ringraziare tutti e mi tolgo qualche sassolino dalla scarpa perché tanti hanno gufato, no? Parlavano di aperture a settembre, addirittura a ottobre, e invece qua i miei complimenti a tutti quelli che hanno partecipato, FUG Strade, EDR, il comune di Ampezzo che insieme a ADR ci ha garantito la viabilità secondaria, ma soprattutto l'impresa Cadore Asfalti con diciamo, i direttori dei lavori e tutti quanti. Quindi per noi è una giornata importantissima, si riparte e vediamo, già oggi c'era più gente a Sauris. Non so se è dovuto al fatto che eravamo sui giornali in questi giorni per 2 strade chiuse contemporaneamente, ma è un segnale è un buon segnale per il futuro. Dottor Viola, finalmente ci siamo in un momento nevralgico per il turismo della zona. Beh, innanzitutto l'apprezzamento e il ringraziamento nei confronti di Friuli Venezia Giulia Strade, che a tempo di record ha realizzato quest'opera. Ovviamente questo apprezzamento lo estendiamo al progettista, direttore dei lavori, collaudatori, responsabili della sicurezza, ditta, maestranze, tutti che hanno davvero lavorato alacremente rispettando un impegno che era stato preso qualche tempo fa e quindi che ha consentito poi all'EDR, all'ingegner Dominighini in particolare, di emettere un'ordinanza proprio ieri di riapertura di questa strada.
Quindi molto contenti, adesso il lavoro non finisce qui ovviamente e richiamando quanto ha detto il sindaco di Ampezzo, certamente confermiamo l'impegno su questa viabilità che essendo ex provinciale è gestita dall'ente di decentramento regionale di Udine e i lavori non finiscono qui, continueranno, c'è ancora tanto lavoro da fare, ma sono convinto che con la collaborazione di tutte le istituzioni riusciremo a fare un buon lavoro. Dottor Viola, era importante essere di parola. Come sempre, è importante sempre essere di parola. Lo è stato FVG Strade, lo sono state le amministrazioni comunali che, devo dire la verità, hanno con grande spirito istituzionale, con grande collaborazione istituzionale, hanno accettato una situazione non facile, e facendola accettare anche ai propri concittadini e dunque anche noi come EDR rispetteremo la parola data. Cambiamo decisamente argomento. Da giovane nutrivo l'illusione che il giornalismo potesse salvare vite e fermare il corso della storia. Quando la storia è brutta è un'illusione che ho perso, lo ha detto Toni Capuozzo a Lignano presentando il suo libro Balcania, che raccoglie i suoi ricordi dei conflitti della ex Jugoslavia, seguiti da Inviato per la TV. Il giornalista ha fatto riferimento alla guerra in Ucraina e alle lezioni che tendiamo a non imparare mai. Ancora un sold out agli incontri con l'autore e con il vino promossi dall'Associazione Lignano nel terzo millennio, presieduta da Giorgio Ardito. A Lignano, al Pala Pineta nel Parco del Mare, protagonista Toni Capuozzo, che ha presentato Balcania, edito da Biblioteca dell'Immagine, in dialogo con la giornalista e scrittrice Elisabetta Pozzetto. Un libro che viaggia sul filo dei ricordi di Capuozzo, che per 10 anni ha seguito da inviato per la televisione i conflitti della ex Jugoslavia. In Balcania c'è lo stupore di una guerra europea sotto casa e il tentativo di trasformare le notizie, destinate a durare poche ore, in racconti capaci di spiegare una guerra meglio di tante analisi geopolitiche. Al cuore del libro la narrazione dell'assedio con la morte quotidiana, le strategie di sopravvivenza, i giardini trasformati in cimitero, l'ospedale psichiatrico come unico luogo inevitabilmente multietnico della Bosnia. 30 anni dopo è inevitabile chiedersi a cosa sia servito tanto dolore. Per me tanti ricordi, per tanti di noi sono dei ricordi proprio scoloriti, nel senso che è una guerra di cui allora non ci rendemmo conto perché l'Italia era attraversata da grandi fatti, da drammi, penso era gli anni di Mani Pulite, l'attentato a Falcone, quello Borsellino, eravamo inevitabilmente distratti. Era una guerra molto vicina, ma ci toccava solo nella sorpresa. Chi avrebbe pensato che un paese come la Jugoslavia affondasse così? Parlarne oggi che c'è in corso un'altra guerra, secondo me ci spiega che fatichiamo tutti a imparare le lezioni del passato e sembra che a volte siamo condannati a ripeterlo. Aiuta le persone, insomma, dà loro l'illusione che il mondo non li dimentica, però poi pensare che il giornalismo possa fermare delle tragedie, no, può solo fare un po' di compagnia, secondo me. Da giovane nutrivo l'illusione che il giornalismo potesse salvare vite e fermare il corso della storia quando la storia è brutta. È un'illusione che ho perso. Siamo qua a patrocinare come Associazione degli Enologi e Enotecnici Italiani questa bellissima manifestazione sulla cultura, ma per quale ragione? Perché quando si parla di libri e di vino l'Asso Enologi non può mancare. Siamo venuti in questa sede a Lignano convinti fortemente che appunto l'attività culturale che poi veniva presentata andasse a braccetto con quello che facciamo quotidianamente. Gli enologi chi sono? Sono coloro che, un po' come gli stilisti per il mondo della moda, creano il vino, danno lo stile al vino, in questo caso appunto regionale del Friuli Venezia Giulia, ma dell'Italia intera. Ecco che appunto il vino per la nostra regione è fonte di cultura, tradizione, storia. Non potevamo certo mancare ad una manifestazione così importante che ormai va avanti da anni. Tempo d'estate e tempo di turismo, ma facciamo un salto a Barcola dove nonostante il vento di Bora i triestini si stanno godendo le loro ferie. Il servizio.
E Barcola, la meta più amata dai triestini. Come ogni anno il lungomare cittadino è preso d'assalto da chi è in pensione o da chi è in pausa pranzo. Tra tuffi, libagioni e relax, qualcuno la considera un luogo imprescindibile, anche con Labora. Ma perché Labora disturba? A Triestini Labora non disturba mai. Questo è un posto bellissimo, ci sono altri posti bellissimi, questo ce l'ho sotto mano, io sono un povero quindi mi sta bene. Per me è la prima estate da pensionato, quindi un'ottima estate direi. Che estate sarà questa del 2022? Sarà un'estate di fuoco, un poco sul Carso e un poco sul mare. Il Carso è pieno di fuochi e il mare è infuocato. Ovviamente sì, e dove se no? A Barcola è un bel posto, e Topolini è un posto bellissimo, no? E soprattutto gratuito. Sì, io sono in ferie, quindi meglio di così? Sì. E abbiamo questa possibilità di trovare il mare quasi in casa, per cui ben venga. Si sta bene? Si sta benissimo, specialmente con questo vento. Beh, è migliorato sotto tutti quanti gli aspetti che erano negativi negli anni indietro, adesso no. Adesso si sta bene, dai, non ci lamentiamo, perché lamentarsi è chi va in miniera a lavorare, no io che sto qua al mare, no? È chiaro. E con questa fotografia da Barcola io vi saluto, vi ringrazio, a voi la linea si conclude qui, buon pranzo, ovviamente ci rivedremo nei prossimi appuntamenti, grazie per l'attenzione.